Prima il conto alla rovescia, poi le mani sopra il bottone per accendere ufficialmente l'ultimo anno di attesa alla Capitale Europea della Cultura 2025. Gorizia e Nova Gorizia si sono incontrate questa mattina in Piazza Transalpina annunciando gli ultimi 366 giorni, contando l'anno bisesto, che mancano al primo grande appuntamento transfrontaliero. Niente fuochi d'artificio o effetti speciali, almeno per ora, mentre proseguono i lavori in Piazza Transalpina, così come nel resto delle due città. Come si vede il cantiere è avviato e meno male direi anche, abbiamo effettivamente per il cantiere anche meno di un anno, no? Quindi tutto corre, speriamo senza intoppi. Tanti gli obiettivi, anche tanti cantieri però da concludere. Sì, come vedete siamo in mezzo ai cantieri, i lavori sulle infrastrutture sono già iniziati. Abbiamo un giorno in più di un anno, 366 giorni. Lo sappiamo che ci sono molte difficoltà tra oggi e un anno in avanti quando ci sarà l'inaugurazione ufficiale, però siamo fiduciosi di ritrovarci fra un anno qui su questa piazza che allora sarà rifatta, di poterci presentare nel modo migliore così come ai cittadini, come tutti gli ospiti che vengono da tutto il mondo. In realtà il countdown è partito all'indomani di quel 18 dicembre del 2020, quando la Commissione Europea conferì questo prestigioso, entusiasmante riconoscimento a Nova Gorizia e Gorizia. Cantieri ci sono ovunque, a Nova Gorizia e in Gorizia pensiamo al cantiere che sarà aperto da Borgo Castello, al Palabigotte, via Boccaccio. Cioè Gorizia e Nova Gorizia stanno cambiando letteralmente non in virtù di un 2025, ma in virtù di un futuro che oggi vede Gorizia marginale nel contesto nazionale italiano, Nova Gorizia marginale nel contesto nazionale sloveno, ma sommando le nostre differenze, sommando le nostre identità, sommando le nostre potenzialità, diventa davvero un luogo centrale in un'Europa capaci noi di produrre una cultura che non è la fotocopia di culture altrui. Saremo in grado noi di proporre all'Italia, alla Slovenia e all'Europa una cultura nostra. Nel frattempo Gect e Zavod sono già al lavoro. Nel mirino c'è la preparazione della inaugurazione attesa l'8 febbraio 2025. Ormai manca un anno e l'8 febbraio fra un anno ci ritroveremo per inaugurare, quindi festeggiare. Ovviamente adesso dobbiamo lavorare sul programma dettagliato anche di quella giornata. Si può dire già qualche anticipazione su cosa ci aspetterà l'8 febbraio 2025? No, non voglio assolutamente anticipare nulla prima del tempo. Vogliamo definire proprio bene il programma e che sia anche un po' di sorpresa.